Vallardi ne ha facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente, colleghi senatori, Presidente Conte. Per me è un'emozione poter parlare oggi perché sicuramente penso a tutti i milioni di italiani che vorrebbero dirle qualcosa in questa giornata. Soprattutto in questo periodo, dopo che è uscito l'ultimo DPCM, che abbiamo visto sicuramente con grande stupore, che a Natale, nei giorni di festa, saremo tutti contingentati all'interno del nostro comune. Signor Presidente Conte, magari se non sta un attimo attento senza vedere il telefonino, lei non so se pensa che in questo paese ci sono comuni di 1, 2, 3 al massimo chilometri quadrati con 20-30 abitanti e che in questo momento questi comuni con 20-30 abitanti di 2-3 km quadrati sono sommersi da 2-3 metri di neve, perché abbiamo visto i cambiamenti climatici di cui lei prima ha citato cosa stanno provocando in questo paese. Non so se lei ha pensato a queste persone, non so se a queste persone hanno pensato anche tutte le task force, che mi sembra siano una quindicina, 15 task force, oltre 1000 consulenti per partorire un DPCM del genere. Mi sembra veramente un gran poca cosa. E quindi il mio augurio va a tutte quelle persone che saranno rinchiuse in casa il periodo di Natale. Anche se mi permetto di farlo a titolo personale, ma anche al gruppo della Lega che appartengo, ci ripensi Presidente, perché allargare all'intero perimetro della provincia non sarebbe sicuramente una poca cosa. Poi faccio innanzitutto l'augurio a tutte quelle 70.000 forze dell'ordine che lei ha mobilitato per controllare gli italiani. Va il mio augurio sincero di buon Natale. Magari, signor Presidente Conte, distragga alcune di quelle persone, alcuno di quegli agenti, per scrutare Brumotti quando va a indagare gli spacci della droga, perché se ne va sempre da solo e le assicuro che in questo paese spacciatori di droga ne abbiamo tantissimi, quindi qualcuno lo mandi pure là. Lei ha parlato del COP26, sicuramente questo è un grande evento che si svolgerà nel prossimo anno, nel 2021, COP26 che si svolgerà a Glasgow in Inghilterra, in cui lei sicuramente presiederà il G20, quindi una grande 21 dal punto di vista ambientale, una grande vetrina per questo paese. Ecco, qui va una riflessione, lei porterà l'esperienza ambientale dell'Italia che si confronterà con quella dell'Inghilterra, però sappiamo che l'Inghilterra dal punto di vista ambientale ha fatto dei grandi investimenti, addirittura ha dichiarato che entro il 2030 tutta la mobilità in Inghilterra rinuncerà a benzina, a gasolio, tutti quanti, quindi ai combustibili a idrocarburi. Noi, Presidente, che cosa portiamo? Portiamo i monopattini di Toninelli? Perché i monopattini dell'ex ministro, collega oggi Toninelli, sono costati a questo Paese 120 milioni di euro che poi magicamente alle prime piogge autunnali e ai primi freddi sono scomparsi. Quindi abbiamo investito 120 milioni di euro per comprare i giocattoli all'ex ministro Toninelli e a pochi altri fortunati italiani. E poi con 120 milioni di euro tantissime cose potremo fare. Penso a tutti gli italiani in cassa integrazione che ancora non hanno preso nulla, ma questa può essere retorica. Ma se lei, Presidente, volesse dire al ministro Costa di dare questi 120 milioni di euro magari a tutti quegli agricoltori di montagna che non hanno più i soldi per andare avanti e stanno abbandonando il territorio, magari sarebbe buona cosa poter conservare il territorio dal dissesto idrogeologico, perché sono senza fondi, signor Ministro, invece che darlo. Ma d'altronde, e mi avvio alla conclusione perché mi sembra il tempo sia scaduto, la sua sensibilità si è dimostrata nel momento in cui prima ha detto che la pesca in questo Paese ha poca importanza rispetto all'Europa. Ecco, io vorrei ricordarlo che
la pesca in Italia vale oltre 800 milioni di euro, 2,6% del PIL, ma da questa sua affermazione si capisce perché i pescatori italiani sono oltre 100 giorni che sono sequestrati e lei e questo governo si è dimenticato di loro. Ai pescatori italiani va il mio augurio di buon Natale, va l'augurio credo di tutto il gruppo della Lega e io spero che questo Natale lei non si permetta di fare gli auguri agli italiani, perché credo che gli italiani dei suoi auguri di buon Natale quest'anno se ne facciano ben poca cosa.